Fingevano di essere sordomuti e riuscivano a farsi dare denaro dai turisti per costruire un fantomatico centro internazionale dedicato all'assistenza di persone non udenti, disabili e bambini poveri. Sono 17, tutti di nazionalità rumena, i truffatori fermati, identificati e foto segnalati nelle ultime settimane dalla polizia locale di Caorle. Dopo vari controlli, anche in borghese, gli agenti hanno elevato 12 verbali per violazione del regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana sul divieto di raccolta firme e fondi, che prevede una sanzione di 50 euro, il sequestro del denaro e del materiale. Per dissimulare la truffa, i finti sordomuti sottoponevano ai passanti anche dei moduli scritti in italiano o tedesco da compilare e sottoscrivere, spesso con penne a inchiostro simpatico per poter poi far sparire le tracce dell'inganno. Per tutti è scattato anche il DASPO urbano con l'obbligo di lasciare la città e non rientrarvi per 48 ore. Nei confronti di 3 falsi sordomuti sono state inoltre presentate denunce all'autorità giudiziaria per accattonaggio molesto, reato del codice penale.